I lupi, i boschi, la magia nel territorio benedettino di Correzzola, tra realtà e credenze popolari. Attraversare un bosco tra 5 e 600, tra le coltivazioni e i vasti acquitrini che allora il territorio di Correzzola presentava, poteva essere un'esperienza difficile per la presenza di animali selvatici e per le paure ataviche del buio e degli spiriti che terrorizzavano i viandanti. Erano tempi in cui anche le streghe non erano forse così brutte come le si dipingeva.